Presidente Zaia, cosa significa questo accordo di oggi per i comuni? Ma il significato, oltre che di dare risorse e disponibilità poi alla fine ad erogare direttamente a quelle imprese che avanzano i soldi in virtù di un patto di stabilità che è una vera e propria angheria nei confronti di chi lavora, dall'altro devo anche ricordare che è anche l'occasione per ricordare il dialogo, l'ottimo dialogo che la Regione del Veneto sta intrattenendo con l'Associazione dei Comuni, un'associazione dei comuni che a livello veneto è presente puntualmente con i propri sindaci, rappresenta bene il territorio. Può essere considerato anche un ulteriore passo verso il federalismo? Beh, noi speriamo che se ne facciano anche di più grandi passi verso il federalismo. Certo è che Regione del Veneto, province, comuni sono tutti concentrati su una direzione che è quella di avere autonomia, federalismo e di poter dire ai cittadini che le tasse che pagano poi restano sui nostri territori. Sempre parlando di autonomia e federalismo, col nuovo statuto la Regione ha anche varato il Consiglio delle Autonomie, nell'articolo 16. Come potranno interfacciarsi i comuni? Guardi, questa è la volontà comunque di dialogare. Penso che il dialogo anche con i fatti di oggi sul patto di stabilità verticale stiano a dimostrare che c'è una disponibilità totale al dialogo. Del resto in un momento difficile come questo dobbiamo essere comunità. Essere comunità significa avere un buon rapporto tra enti locali e regione.